Grazie, grazie, grazie al Papa, grazie ai giovani, grazie alle detenute, grazie alla città di Venezia, grazie alla Chiesa di Venezia e ai giovani del Triveneto che rappresenteranno le loro chiese. Quindi la parola molto semplice ma molto significativa è la parola grazie. Per il patriarca Moraglia, il giorno dopo la domenica storica sarà questo, un ringraziamento collettivo, il termine che meglio riassumerà la visita di Papa Francesco a Venezia. Ci si avvicina a grandi passi al 28 aprile, un evento epocale che Antenna 3 seguirà in diretta fin dalle prime ore del mattino per raccontarvi momento dopo momento l'abbraccio al pontefice. Un Santo Padre sofferente fisicamente, ma più combattivo che mai, come ha potuto constatare di persona lo stesso Monsignor Moraglia nella visita dei vescovi del Nord-Est a Roma 2 mesi fa. Un uomo che mi ha colpito e ha colpito molti, io direi tutti i presenti, per la lucidità. Sembra veramente che nell'ultimo tempo abbia dato una marcia in più, ecco, alle sue giornate, ai suoi impegni. Dalla Giudecca e l'incontro con le detenute e gli artisti del padiglione della Santa Sede alla Biennale, all'abbraccio dei giovani alla salute, fino alla messa davanti a 10.000 persone a San Marco. Per il patriarca tutti momenti di grande emozione, uno in particolare. Io penso che i giovani ci stupiranno perché sapranno accogliere il Papa come sanno fare loro, e immagino che l'accesso dell'imbarcazione che arriverà verso le sponde, la ripa del campo della salute per poter consentire al Santo Padre di scendere in mezzo ai ragazzi sarà un momento veramente commovente. E poi l'Eucaristia nello scrigno unico al mondo di San Marco e la volontà del Papa di essere vicino alla gente. L'organizzazione, ecco, il Santo Padre hanno questa disponibilità a fare in modo che nel momento di arrivo e di partenza del Santo Padre ci possa essere anche un percorso che permetta a tutti, nell'ambito del possibile, qualunque è la loro posizione in piazza, di poter vedere da più vicino possibile il Santo Padre. Ma Francesco a Venezia significa anche dare una svolta al tema più caro per il pontefice, quello dell'ambiente, nella città che più di tutte è il simbolo della fragilità e dell'equilibrio. Credo che veramente Venezia possa essere un trampolino di lancio per pensare il presente e il futuro nel rispetto della creazione. Io penso che questa visita ha tutti i requisiti per poter essere un colpo di acceleratore circa queste tematiche.